La Regione Veneto, per fronteggiare l'inquinamento atmosferico dovuto al traffico veicolare, ha predisposto misure straordinarie, tra cui 3 domeniche definite quindi ecologiche, durante le quali sarà fatto divieto di transito, per quanto ci riguarda, nel centro storico di Chioggia. La prima domenica per Chioggia sarà il 6 ottobre, in concomitanza con la festa per lo sport. Le prossime saranno una a novembre e una a dicembre, per le quali si cercherà certamente di portare qualcosa di attrattivo in piazza, in modo che la passeggiata sia invogliata. Un piccolo gesto, lo definisce l'assessore all'ambiente e al verde Serena De Perini, ma può aiutare a tutelare l'ambiente. Oltre all'introduzione di una domenica ecologica al mese, sono numerose le misure straordinarie che saranno applicate con l'intento di tutelare la qualità dell'aria anche a seconda del livello di allerta per la presenza di polveri sottili. Questo per quanto riguarda il comunicato emesso dal Comune. Vorremmo aggiungere che una domenica al mese è certo un modo per sensibilizzare la popolazione a lasciare l'auto in garage, ma sarebbe molto più utile, costante e duraturo nel tempo se la macchina la si potesse fare a meno di usare con maggior frequenza. Perché ciò sia possibile serve però un sistema di trasporto pubblico efficiente, servizio che ora e che per i prossimi mesi a Chioggia manca. Potremmo usare il trasporto pubblico per andare a scuola, al lavoro, avvicinarsi al centro di Chioggia o di Sottomarina per fare shopping o una semplice passeggiata. Invece, con un trasporto inefficiente, qual è quello che ora serve la città, siamo costretti ognuno di noi a prendere la macchina per spostarci. Tanti tubi di scappamento anziché uno, e la necessità di tanti posti auto quando basterebbe una fermata nei pressi del luogo dove ci dobbiamo recare. Per limitare l'inquinamento, una domenica al mese diventa un evento, la domenica ecologica, ma non dovrebbe essere un evento, dovrebbe essere un'abitudine. Le istituzioni, Comune, Regione, Stato dovrebbero collaborare a creare i presupposti perché lo diventi. Buongiorno, sono Roberto Picerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.